Aumentano gli episodi di violenza, sia fisica che verbale, che vedono come vittime medici o infermieri all'interno degli ospedali. Secondo un'indagine della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, dal 1 marzo al 30 aprile 2017, in 2 pronto soccorsi su 3 si è infatti verificata almeno un'aggressione fisica. Dati in sensibile aumento quest'anno, sempre secondo l'analisi. Episodi che sono stati registrati anche nella Marca. Un aumento c'è, in particolare nel pronto soccorso e nella continuità assistenziale nella guardia medica. Ci sono stati episodi e chiaramente sono aumentati un po' rispetto agli anni precedenti. L'ULSS 2 ha deciso di correre i ripari con una serie di misure. La prima è un corso di formazione che dovremmo fare i nostri operatori per come affrontare la persona che è adirata, che è agitata. Per quanto riguarda il pronto soccorso, in particolare quello di Treviso, dove ci sono state già casi di ovviamente aggressioni o simili aggressioni, potenziare la presenza delle forze dell'ordine. E poi un incremento del sistema di videosorveglianza, sempre nel pieno rispetto della privacy dei pazienti. Vengono messe nelle aree comuni, quindi nell'area del pronto soccorso dove le persone sono sedute, garantendo ovviamente che queste vengono solo valutate nel momento in cui ci sia un'aggressione. All'esterno delle sedi delle guardie mediche, quando uno suona o bussa, può essere individuato e quindi onde evitare aggressività, e invece nella psichiatria sostanzialmente garantendo la presenza sempre di 2 operatori. Intanto l'ULSS 4 Veneto Orientale ha avviato una sperimentazione di 6 mesi con la dotazione al personale ospedaliero di 200 fischietti contro le aggressioni, un'iniziativa che il direttore Benazzi dice che potrebbe essere adottata anche a Treviso. Deve essere prima portata ai tavoli sindacali sia delle organizzazioni mediche, quindi della dirigenza, sia dell'organizzazione del comparto, perché qualsiasi tipo di introduzione di metodi eccetera deve essere concertata a livello di tavoli sindacali.